La nostra è una tradizione perché veniamo ogni anno, sarà 40 anni, 30 anni che vengo, poi sono sempre venuto. Giriamo dappertutto e guardiamo le cose, se c'è qualcosa che ci manca a casa la compriamo. Di trovare tante cose, vedere qualche novità e stare insieme alla gente, insomma è una bella occasione. Veniamo da Mestre. Curiosità, Siamo venuti sì, qua di proprio vedere per cose curiosità. nuove. Non c'è mai stata l'occasione di poter ritornare. Adesso che siamo in pensione, abbiamo tempo libero, ci siamo dedicati oggi a questa gita, a questa uscita, insomma. Cosa vi aspettate di trovare? Cercate qualcosa in particolare? No, assolutamente no, è una fiera conosciuta, si gira e si vede, insomma, senza nessuna ricerca preventiva. Da Gambellara. E già avete fatto degli acquisti? Sì, qualcosa abbiamo fatto questa mattina. Da San Pietro Ingù. Siete venuti qui apposta per la fiera? Sì, È la prima volta? Venite tutti? sempre, ogni anno. Fiera ci piace di tutto, vedere macchine, trattori, motoseghe, di tutto. Veniamo da Mestre e veniamo qualche volta, non sempre, non tutti gli anni. Guardiamo in giro, vediamo cosa c'è, cosa non c'è, tanto da passare una giornata. Se c'è l'occasione si fa l'acquisto. È una fiera solitamente che dà un po' di vitalità a tutto il territorio, quindi ci aspettiamo tanta gente, nuova gioventù che porti un po' di novità insomma, al territorio, divertimenti. Arriviamo da Vicenza, la tradizione vuole che si trova tutto alla Fiera del Socco, quindi va bene una ricerca io sono appassionato di militaria, quindi cerco anche qualcosina di particolare, ma qui si può trovare veramente qualsiasi cosa. E ci aspettiamo di vedere qualcosa di nuovo, di vedere qualche novità, andiamo a vedere l'artigianato, c'è sempre qualcosa di interessante da acquistare, da vedere. La più antica del Veneto, che cosa rappresenta per i vicentini? Ma sicuramente è un luogo dove comunque ci si ritrova tutti e comunque è una bella festa che merita comunque di essere vista e di essere anche vissuta, insomma.